Riconoscimento speciale Mimosa d'Oro 2018 a Agata Fabiola Brignone. Prego. E anche i fiori naturalmente. Allora, la Croce Rossa sempre presente, anche il comandante Parisi può testimoniare, sempre presente in tutto quello che succede in Italia. Massima collaborazione. Prego. Innanzitutto voglio esprimere il mio grazie per la sensibilità mostrata da tutti i presenti sul tema del volontariato e dell'amore. Se sono qua è grazie ad Angelo Vita, grazie ai 7.200 volontari che sono presenti in Sicilia. Quindi un grosso numero di persone che si dedicano all'altro in tutte le sue forme, perché come dicevamo prima siamo presenti ai porti nei momenti di sbarchi ad accogliere persone migranti, ma siamo presenti negli ospedali, siamo presenti nei nostri quartieri. E l'invito che io rivolgo a voi è: fate volontariato, perché fa bene al vostro cuore, fa bene alle vostre città. Riconoscimento speciale Mimosa d'Oro 2018 a Mari Albanese. Perché è un riconoscimento, questo ho notato, che va alle persone, alle donne che lavorano in silenzio ogni giorno, che lavorano la società civile, nelle scuole come faccio io, no? Divulgando la legalità e la cultura dell'antimafia. E il tema che avete scelto per la premiata finale credo che ci accomuni un po' tutti, la donazione degli organi. Avete scelto davvero un tema straordinario. Grazie per il riconoscimento. Riconoscimento speciale Mimosa d'Oro 2018 a Maria Carrubba. Grazie. Ci dia due parole soprattutto per ricordare Emanuele. Scusate, ma sono troppo emozionata. Come avete capito dalla motivazione, suo figlio ha avuto un incidente stradale. Capite che cosa succede in quei momenti, signora, quando sono venuti a dirgli questo gravissimo fatto? Sono momenti terribili, perché non ci sono parole. Ho visto una trasmissione che si parlava di questo. Si è rivolto a me e ha detto: mamma, anch'io lo voglio fare questo, perché è una cosa bellissima, donare la vita per gli altri. E lui si è donato è stato lui il primo a dire sì. Riconoscimento speciale Mimosa d'Oro 2018 a Bruna Piazza. In favore del nostro fotografo, per favore. Tutti assieme, onorevole, prego. Grazie. Consentitemi di condividere questo premio con tutta la rete trapiantologica siciliana e con il mio staff, perché questi risultati non sono risultati miei, ma sono risultati di una squadra che lavora insieme, in sinergia, e che può mettere in luce le eccellenze che abbiamo nella nostra regione. Impegno per la legalità, riconoscimento speciale della Mimosa d'Oro. Oggi è un giorno particolare per me. Ringrazio in particolar modo la dottoressa Gucciardino del Centro Guttuso per questo riconoscimento prestigioso, per essermi impegnata all'interno del Parlamento della Legalità Internazionale, averlo diffuso sul territorio provinciale, i valori della legalità, della giustizia, dell'amore, della solidarietà contro una subcultura mafiosa, per dare soprattutto contro l'indifferenza, contro tutte quelle forme di illegalità presenti nel nostro territorio. Mi propongo inoltre per il futuro di diffonderlo in tutta Italia, il Parlamento della Legalità, perché col professore Mannino facciamo un cammino a 360 gradi per arrivare in tutte le scuole d'Italia.